La strage di Capaci fu un attentato terroristico mafioso compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992 nei pressi di Capaci per uccidere il magistrato antimafia Giovanni Falcone. Gli attentatori fecero esplodere un tratto dell'autostrada A29 alle ore 17:57, mentre vi transitava il corteo della scorta con a bordo il giudice, la moglie e gli agenti di polizia. Nell'attentato morirono 5 persone e ne rimasero ferite 23. L'uccisione di Falcone venne decisa nel corso di alcune riunioni della Commissione interprovinciale di Cosa Nostra, presiedute dal boss Salvatore Rina, nelle quali vennero individuati anche altri obiettivi da colpire, tra cui il giudice Falcone, l'allora ministro Claudio Martelli e il presentatore televisivo Maurizio Costanzo. Il 23 maggio il ministro Falcone sta tornando a casa da Roma insieme alla moglie Francesca Morvillo. Atterra all'aeroporto Punta Raisi di Palermo dopo un volo di 53 minuti e qui trova ad attenderlo 3 Fiat Croma blindate con la scorta. Falcone si mette alla guida della Croma bianca. In macchina con lui ci sono la moglie e l'autista giudiziario Giuseppe Costanza. La macchina di Falcone è preceduta da una Croma marrone con gli agenti Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo e seguita da una Croma azzurra con gli agenti Paolo Capuzzo, Gaspare Cervello e Angelo Corbo. Le auto prendono l'autostrada e nei pressi dello svincolo per Capaci il sicario Giovanni Brusca aziona una carica di 5 quintali di tritolo che era stata posizionata in una galleria scavata sotto la strada. Lo scoppio travolge in pieno solo la Croma marrone e i 3 agenti della scorta muoiono sul colpo. Il giudice Falcone muore durante il trasporto in ospedale a causa del trauma cranico causato dall'impatto contro il parabrezza e da varie lesioni interne. La moglie Francesca muore invece in ospedale la sera alle 22. L'agente Costanza, che si trovava nella macchina con il giudice, rimane illeso. Gli agenti della terza automobile rimangono feriti, ma non sono in pericolo di vita. Il 25 maggio 1992 a Palermo si svolgono i funerali delle vittime, ai quali partecipò tutta la città, assieme a colleghi, familiari e personalità come Giuseppe Ayala e Tano Grasso. I più alti rappresentanti del mondo politico, come Giovanni Spadolini, Claudio Martelli, Vincenzo Scotti e Giovanni Galloni, vengono duramente contestati dalla cittadinanza. Quest'anno le celebrazioni si terranno alla banchina del porto di Palermo, dove ogni anno la delegazione delle scuole di tutta la Sicilia attendono l'attracco della nave della legalità, con a bordo circa 1500 studentesse e studenti da tutta Italia. Un momento di incontro per unire le voci e gridare insieme in un grande coro «No a tutte le mafie!». Quest'anno la nave non potrà salpare a causa dell'emergenza sanitaria, ma al porto alle 8:10 si terrà una prima commemorazione con il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi e la presidente della Fondazione Falcone Maria Falcone. Nell'aula bunker verranno premiate le scuole che si sono distinte nell'ambito del concorso annuale Cittadini di un'Europa libera dalle mafie, promosso dal Ministero dell'Istruzione e dalla Fondazione Falcone. E per finire, alle 17:57, l'orario della strage di via Capaci, all'Albero Falcone in via Notar Bartolo, verrà eseguito in silenzio in onore delle vittime.